colloquio, una conversazione settimanale con il responsabile economico della Lega Nord, Claudio Borghi Aquilini, ma abbiamo una prima parte della trasmissione nella quale dovremmo a minuti, a momenti, essere in grado di collegarci con Magdi Cristiano Allam per parlare della strage del massacro di Parigi. A questo proposito ci sono altri aggiornamenti dalla cronaca di questa mattina. Sono 7 i fermi, a quanto pare, per la caccia ai killer della strage del settimanale Charlie Hebdo. C'è stata un'esplosione vicino a una moschea a Parigi e una sparatoria anche stamattina. Con ordine, si sta stringendo il cerchio, scrive l'agenzia ANSA in sua prima pagina di stamani, si sta stringendo il cerchio attorno agli autori del massacro al settimanale Charlie Hebdo. Nella notte ci sono stati diversi arresti, lo ha riferito il premier francese Manuel Valls, e alcune persone legate ai killer sono da stanotte in stato di fermo. Secondo fonti giudiziarie citate dai media, i fermati sono 7, fra cui Hamid Mourad, sospettato di essere l'autista del comando. Teste di cuoio e polizia francese stanno cercando Saïd e Cherif Kouachi, cioè i 2 fratelli noti alla polizia e ai servizi di intelligence francesi, mentre il più giovane dei 3 ricercati si sarebbe consegnato alla polizia in tarda serata a Charleville-Mézières. Ha 19 anni e secondo le stesse fonti sarebbe il meno implicato nella pianificazione ed esecuzione dell'attacco. E poi però c'è l'altro fatto di stamani, una sparatoria, sempre a Parigi, avvenuta alle porte de Châtillon, a sud di Parigi, risultata, scrive l'ANSA, poi non collegata alle indagini sulla strage al settimanale Charlie Hebdo. 2 poliziotti sono stati feriti gravemente, arrestato un uomo, un 52enne di origine africana, già arrestato in precedenza 9 volte. Non è tra i ricercati per la strage al settimanale Charlie Hebdo. Tutto sarebbe cominciato da un incidente stradale a causa del quale alcuni agenti della polizia municipale sono stati chiamati sul posto. Mentre i poliziotti procedevano ai controlli, una Clio bianca si è fermata a poca distanza, un uomo con la testa rasata, vestito di nero con un giubbotto antiproiettile, ha estratto dal veicolo un mitra e ha aperto il fuoco contro gli uomini e la donna in divisa. Stando a quanto riferito, l'aggressore si è dato poi alla fuga in direzione banlieue. Un'altra persona coinvolta sarebbe stata fermata. Gravi le condizioni dei 2 agenti, un uomo e una donna. Le immagini video trasmesse da tutte le TV mostrano i soccorritori mentre praticano alla donna un massaggio cardiaco lungo la strada. Per quanto riguarda invece l'Italia, il ministro dell'Interno Alfano ha parlato stamani di 53 foreign fighters, cioè combattenti islamici che sono partiti dall'Italia per andare sui teatri di guerra di Siria e Iraq e poi per tornare indietro. In Italia abbiamo censiti 53 foreign fighter, conosciamo la loro identità, sappiamo dove si trovano. Non significa che sono 53 italiani, ma che sono passati dall'Italia in partenza o di ritorno, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Abbiamo pronta una legge per contrastare meglio i foreign fighter, ha detto ancora il ministro dell'Interno. Intendiamo colpire chi vuole andare a combattere nei teatri di guerra, non solo i reclutatori. Vogliamo imporre un maggior controllo di polizia su queste persone e agire anche sul web usato da chi si radicalizza. Bisogna dividere i criminali che hanno agito a Parigi dalla religione. Un conto è la libera professione di una fede, un altro è tenere in ostaggio Dio per scopi criminali, ha detto il ministro dell'Interno. Quelli che agiscono in questo modo, prendendo a pretesto Dio, sono delle bestie. Bisogna intervenire con forza contro il cosiddetto califfato dello Stato islamico, lo ha detto a sua volta il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Il non interventismo non risolve i nostri problemi. Si sta combattendo lo Stato islamico con una coalizione militare internazionale a cui partecipa anche l'Italia. Intervenire lì è assolutamente la prima cosa da fare, come si sta facendo, sostenendo quelli che combattono sul terreno, soprattutto i combattenti curdi che noi come Italia stiamo aiutando in 1000 modi, ha detto ancora il ministro degli esteri. I militari italiani sono già sul terreno, ha detto Gentiloni, senza funzioni di combattimento, ma per addestrare i combattenti curdi, ha detto ancora il ministro degli esteri. Questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti. Non dice di più l'agenzia ANSA stamani su l'attentato, peraltro il titolo è in prima pagina, su un'esplosione, anzi vicino a una moschea a Parigi, dopo la sparatoria di stamani e l'arresto di un uomo che
ha sparato, riducendo in condizioni molto gravi 2 poliziotti municipali a Parigi. Tanto io non so, chiedo lumi alla regia, perché avevamo anche stamani concordato un'apertura di un colloquio con Magdi Allam. Non leggo nulla nel monitor, la regia mi rimanda al monitor, ma io non leggo nulla. C'è un monitor squisitamente nero davanti ai miei occhi, per cui quando sarà possibile magari poi collegarci ce lo faranno sapere dalla regia. Grazie. Intanto benvenuto e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno, buon anno a tutti. Responsabile economico della Lega Nord. Ho letto poco fa che ha intenzione di mettere qualche puntino sulle i questa mattina, e peraltro questa qui è una mattina caratterizzata naturalmente da ciò che è avvenuto ieri a Parigi e da ciò che sta avvenendo ancora, perché ci sono stati un altro paio di episodi di tensione nella capitale francese, con un'altra sparatoria stamattina. Le fonti dicono, fonti di polizia credo, o comunque le notizie ci dicono che la sparatoria di stamani non è da mettere in relazione alla strage ieri al settimanale Charlie Hebdo, e un'esplosione vicino a una moschea, della quale per il momento l'ANSA non dice nulla di più, con nessuna vittima. Però certamente il fatto di ieri è un fatto di guerra vera e propria nel cuore dell'Europa, in una delle città, Parigi, che peraltro è una delle città simbolo naturalmente di questa Europa. Noi di questa Europa abbiamo parlato tante volte sotto il profilo della sua costruzione economica, delle questioni economiche importanti, però insomma qui siamo come dire, davanti a un proclama, molto spesso davanti, non so come la vedi tu, adesso esuliamo un po' dalle nostre discussioni abituali, però molto spesso qui mi pare in Occidente, in Europa, nei mezzi di informazione, presso il ceto intellettuale e via dicendo, gli opinionisti eccetera, cioè si ha la tentazione di catalogare i programmi di questi che vengono dipinti un po' come dei matti, no? Come delle boutade, come delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quando da parte del califfato islamico, dello Stato islamico, si è sentito dire metteremo la bandiera su San Pietro, è stata presa quasi come una cosa goliardica, no? Nonostante gli sgozzamenti che ci sono stati propinati durante tutta l'estate. Così come quando viene fatto l'appello a fare poi le cose che sono state fatte anche prima di Natale in Francia, cioè gettarsi con le automobili contro i cittadini che affollano un mercatino di Natale, o sgozzare qualcuno entrando in un commissariato o per strada, ma viene tutto, diciamo, relativizzato, nel senso che portare la guerra nel cuore dell'Europa e nelle vostre case, ha detto il portavoce dello Stato islamico, sembra quasi un programma così buttato là. Al contrario invece poi si realizzano queste cose. Ieri sono entrati in casa dei giornalisti di Charlie Hebdo. Intanto però mi fanno segno dalla regia che siamo riusciti a stabilire il collegamento telefonico con Magdi Cristiano Allam, che io saluto e ringrazio per aver avuto la disponibilità di essere qui con noi stamani. Buongiorno Magdi. Radio Padania. Buongiorno. Allora Magdi Cristiano Allam, autore oggi di un articolo in prima pagina sul giornale. Il giornale titola e riassume così: l'Islam uccide per precetto, i moderati non esistono, è il Corano a prescrivere l'omicidio contro gli infedeli. E subito dopo la strage al settimanale Charlie Hebdo tu scrivi: ma l'Islam come religione di pace e Maometto non c'entrano, due dei mantra che sono stati diffusi dal presidente Obama, dal presidente della Camera Boldrini, tu dici per esempio, no? Tu che sei peraltro oggetto di un procedimento per islamofobia in virtù di ciò che hai scritto. E c'è un nesso, mi sembra, è quello che tu sottolinei anche, il nesso molto forte fra la libertà di espressione e di satira, a proposito della strage di ieri al settimanale satirico francese, e dall'altra parte i precetti fondamentali della religione islamica. Tu lo ricordi, non sembra che l'abbiano fatto in molti, che c'è il divieto assoluto di raffigurare per esempio Maometto, e quindi i giornalisti e i disegnatori di Charlie Hebdo hanno compiuto qualcosa di molto grave, o no, dal punto di vista dell'Islam. Certo. Tu mi senti bene, Giulio? Sì, io ti sento bene. Perfetto, va bene. Allora, è effettivamente così. La strage criminale che si è perpetrata ieri
è avvenuta in un clima di odio che è stato fomentato da tutti i musulmani, perché tutti i musulmani, indistintamente dal fatto se sono moderati o meno, concordano sul fatto che Maometto, Allah, la famiglia di Maometto, non può essere rappresentata. Figuriamoci se è una rappresentazione che irride, che schernisce Maometto. Quindi i moderati hanno reagito nel 2007 portando in tribunale Charlie Hebdo, denunciandolo per vilipendio alla religione, per oltraggio al profeta, e il processo scagionò Charlie Hebdo. Ma come dire, c'è questo precedente che evidenzia come dire, la criminalizzazione di Charlie Hebdo è avvenuta in un primo momento da parte dei moderati. Nel 2011 abbiamo avuto un assaggio della violenza terroristica con il lancio di una bottiglia Molotov che ha devastato la sede di Charlie Hebdo, e ieri c'è stato il culmine con la strage del direttore, dei vignettisti di Charlie Hebdo. Quindi c'è una contiguità e una conseguenzialità sul piano del pensiero e dell'azione tra moderati e terroristi islamici, perché tutti condividono il fatto che Maometto non può essere rappresentato e dobbiamo pertanto prendere atto, proprio partendo da questo caso specifico, perché bisogna sempre sostanziare di contenuti e indicare sempre concretamente ciò di cui parliamo. Questo caso specifico ci fa toccare con mano l'incompatibilità che c'è tra un Islam che tassativamente vieta di rappresentare Maometto, Allah, la famiglia di Maometto, e l'esercizio della libertà d'espressione, che è il cardine della nostra civiltà. Magdi, Cristiano, questo ti volevo chiedere. Tu sottolinei nel tuo pezzo che sono stati appunto i cosiddetti moderati, anche interlocutori del governo francese come la Grande Moschea di Parigi, piuttosto che i militanti dell'Unione Organizzazioni Islamiche in Francia, cioè i Fratelli Musulmani, a intentare la causa contro Charlie Hebdo nel 2007, no? Esatto. E quindi da questo punto di vista tu dici tutti i musulmani, ma se sono tutti i musulmani a pensarla così, allora che tipo di rapporto ci può essere, punto primo, e che tipo di contrasto ci può essere affinché non succedano altrove, come è possibile peraltro cose come quelle che sono successe ieri a Parigi? Certo, ma prima di risponderti devo aggiungere anche, Giulio, che quello che è accaduto ieri rappresenta una svolta storica nell'evoluzione del fenomeno del terrorismo islamico globalizzato, perché i due terroristi sono due cittadini francesi di origine magrebina, ma sono cittadini francesi. Quindi noi oggi abbiamo a che fare con un terrorismo islamico spietato che è promosso da cittadini europei e che colpiscono nel cuore dell'Europa. Questo è il dato gravissimo che ha fatto sì che tutti i paesi europei e anche gli Stati Uniti d'America si siano, come dire, allarmati, perché è uno sviluppo ulteriore rispetto a quella che era la realtà della privatizzazione, della globalizzazione del terrorismo islamico operata da Bin Laden con l'attentato eclatante dell'11 settembre del 2001. Cosa dobbiamo fare? Ecco, scusami Magdi, ti interrompo solo un attimo perché mi viene in mente l'immagine del boia britannico, no? John, lo sgozzatore, che era il protagonista delle esecuzioni capitali dei giornalisti, dei cittadini americani che abbiamo purtroppo visto questa estate. Anche lui era un cittadino britannico. Certo. Però c'è differenza fra il fatto che, diciamo, in questo caso anche i cittadini francesi compiano una strage nel loro paese e invece un cittadino britannico vada a combattere e uccida occidentali in Siria.
No, sono degli sviluppi inquietanti, ma noi abbiamo già avuto, diciamo, un'altra prova del fatto che questo terrorismo perpetrato da terroristi islamici europei avviene sul suolo europeo, ed è successo nel maggio del 2013, quando 2 terroristi con cittadinanza britannica di origine nigeriana hanno decapitato a Londra, esatto, bravo, hanno decapitato un giovane soldato britannico a Londra, quindi non nel deserto della Siria o dell'Iraq, ma a Londra. Ieri c'è stato, diciamo, uno sviluppo eclatante, perché è stata una vera e propria azione di guerra quella che è accaduta ieri, portata avanti con grande professionalità in senso tecnico da parte di questi 2 terroristi, che evidentemente hanno una esperienza sul campo, hanno combattuto e hanno ucciso. Torno alla tua domanda, che cosa fare, anche perché il tempo corre. Noi dobbiamo innanzitutto guardare in faccia alla realtà e prendere atto che non è affatto vero che l'Islam non c'entra, non è affatto vero che Maometto non c'entra. Quando uccidono invocando Allah è grande e dicendo vendicheremo il nostro profeta, non è che lo dicono così a caso, lo dicono perché effettivamente nel Corano ciò è prescritto, perché effettivamente Maometto l'ha fatto. In secondo luogo dobbiamo cominciare a prendere atto che fin tanto che ci limiteremo a intercettare la punta dell'iceberg senza guardare alla realtà dell'iceberg, non riusciremo mai a sconfiggere il fenomeno del terrorismo islamico, perché la vera arma del terrorismo islamico non sono le bombe, non sono i Kalashnikov, non sono le cinture imbottite con cui si fanno esplodere. La vera arma è il lavaggio di cervello che è praticato il lavaggio di cervello all'interno delle moschee o attraverso taluni siti internet o scuole coraniche o centri di formazione, portano le persone a essere destrutturate sul piano mentale e sul piano affettivo e a concepirsi come bombe umane votate al martirio islamico. Se noi non riusciremo a scardinare questo processo, a porre fine a questo lavaggio di cervello, non riusciremo mai poi a sconfiggere la fase finale, che è appunto quella dell'attentato che si perpetra attraverso dei terroristi. Magdi, dobbiamo salutarci, però io vorrei farti un'ultima domanda, magari poi ci risentiamo in un'altra occasione con più calma, però la domanda mia è questa qui. Tu hai fatto un libro viaggiando attraverso le moschee in Italia, uno dei tuoi libri, no? Conosci questo mondo e conosci più in generale il mondo islamico dal punto di vista culturale e dal punto di vista anche antropologico. Io mi domando questo, è una domanda che può sembrare forse stupida, però spero che tu ne colga il senso, diciamo. Cioè, come viene recepita, secondo te, in base alla tua conoscenza empirica, una strage come quella di ieri, un atto come quello di ieri, nella vasta umma, nella comunità islamica in senso lato? Ma allora partiamo dai dati di fatto. C'è stato come dire il cordoglio espresso dalle autorità, tra virgolette, autorità dell'Islam istituzionale in Francia. Ci si è rammaricati per i morti che ci sono stati, ma nessuno è entrato nel merito della questione, cioè nessuno ha detto è legittimo che loro possano rappresentare e criticare Maometto. Oggi, ad esempio, le chiese in Francia sono a lutto, si terranno delle messe per ricordare i morti, ma le moschee non faranno la stessa cosa. Cioè, questa è la differenza. E teniamo presente che Charlie Hebdo non ha irriso soltanto Maometto, ha pesantemente irriso anche il Papa, la Chiesa, persino Gesù Cristo. Non hanno risparmiato nessuno.
ma la nostra civiltà concepisce questo come esercizio della libertà d'espressione. Loro la considerano invece come un attacco all'Islam, un'aggressione all'Islam che deve essere respinta e deve essere sanzionata in un modo o nell'altro, o attraverso i tribunali o attraverso la morte. Grazie a Magdi Cristiano Hallam, ti ringrazio ancora, buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro a voi, buona giornata a tutti. Grazie a Magdi Cristiano Hallam, pubblicità e poi ritorniamo con Claudio Borghi Aquilini in diretta. Per Lidl Gambero (4422). Allora, vorrei chiederti subito, Claudio, sulla scorta anche della conversazione che abbiamo fatto poco fa con Magdi Cristiano Hallam, come hai vissuto tu la giornata di ieri? Cioè, qual è stato il tuo giudizio sulla giornata di ieri? Ma guarda, è molto semplice. Io ero in riunione con Matteo Salvini quando è successa la cosa, per cui posso testimoniare, e qui ti dicevo, vorrei mettere qualche puntino sulle i, no? Perché sono rimasto abbastanza scoraggiato da come la politica italiana, quantomeno nella sua immagine che ne emerge dai dibattiti televisivi, abbia affrontato la questione. Perché praticamente mi è parso che la grande preoccupazione di tutti, e segnatamente del PD, fossero i voti della Lega Nord. Io appunto, essendo che ieri ero in riunione qua in Bellerio, quando la notizia è arrivata, posso dire che non c'è stato nessuno che si sia anche soltanto sognato di dire vabbè, ma questa cosa ci torna a favore o qualcosa del genere. C'è stato qualcuno che ha detto vedete che tutto sommato quando si prendeva o quando si ricordava la Fallaci, no? In molte occasioni, e quindi abbiamo rimesso online molto banalmente senza commenti, perché la differenza è fra quelli che parlano dopo e quelli che parlano prima. Di gente che parla dopo è pieno il mondo, pieno, sono tutti lì, poi dopo pensosi di qua di là. Bisogna vedere chi diceva una cosa prima, chi diceva una cosa dopo, e quello che viene chiamato lo sciacallo delle situazioni è quello che cambia idea dopo una situazione particolare, dopo una cosa emotiva, e si mette lì vicino alla bara di quello che ha sempre odiato, no? O cose di questo tipo, facendo pianti e altilai. Poi ci sono i coerenti che molto banalmente dicono semplicemente le stesse cose e semmai traggono dei rafforzamenti delle convinzioni personali da quello che succede. E quindi avevamo preso subito il filmato di Matteo Salvini in una trasmissione quando nell'anniversario della morte di Oriana Fallaci si era permesso di ricordarla, perché la gente non la ricorda, aveva semplicemente ricordato cos'erano le sue pagine, no, in merito alla guerra e al non sottovalutare il rischio dell'estremismo islamico con quello che poi potrebbe portare. Solo quello abbiamo fatto. E quando nella prima dichiarazione, diciamo così, nella prima dichiarazione a caldo si è detto il nemico è in casa,
In tanti hanno detto, ma il nemico, stiamo parlando di guerra, sì, il nemico è in casa, il nemico è in casa perché è un fatto, cioè non è che sto parlando di una cosa strana, il nemico è in casa perché queste persone erano, come si dice, a quanto pare francesi, così come i terroristi, quelli della strage di Londra, perché non ci dimentichiamo, insomma, che c'è tutta una striscia di sangue, no, che percorre questi anni. I terroristi della strage, quella della metropolitana di Londra, erano tutti arabi, ma cittadini inglesi. Quindi il nemico è in casa e stoppa le invasioni. Allora qualche fesso, perché stiamo parlando di fessi, dice, ma che cavolo c'entra, no, l'immigrazione o le invasioni o cose di questo tipo, come le volete chiamare voi, con questi terroristi che erano cittadini francesi, che erano cittadini inglesi o cose di questo tipo. Signori, il discorso è molto semplice. Se noi dimostriamo di non saper controllare quelle persone che già sono qua e quindi il nemico in casa, non si capisce per che motivo uno dovrebbe incentivare l'arrivo incontrollato, indiscriminato di persone senza documenti, senza niente, che quindi potrebbero essere chiunque e qualsiasi cosa, no? Oltretutto tenuto presente che non ci sono ragioni economiche, sociali o cose di questo tipo perché questo ingresso sia incentivato. Vale a dire, qui sappiamo benissimo cos'è la situazione dell'occupazione, sappiamo benissimo che l'immigrazione può essere un tesoro nel caso ci sia forte crescita e bisogno di manodopera e similari, ma in questo momento direi che l'ultimo dei nostri problemi è il bisogno di manodopera, per cui molto banalmente, non sapendo noi controllare il nemico, inteso come terrorista, che abbiamo in casa, e non avendo particolare necessità di far affluire altre persone in Italia, la sintesi di tutto ciò è il nemico, ce l'abbiamo in casa, stop invasione. Perché? Perché questa parola che tanti non piace, invasione? Per un motivo semplice, ripeto, c'è l'immigrazione, ma se ci sono situazioni in cui tu non hai bisogno di immigrati e ne arrivano a ondate, questa è purtroppo un'invasione. E il termine è mutuato dalla storia. Io ripeto, ogni tanto tiro fuori questioni perché la storia tende a ripetersi, no? La storia magistra vitae, no? Si dice. E purtroppo riandiamo ancora ai tempi dell'impero romano. Io spesso e volentieri tiro fuori questi paragoni, ma le invasioni barbariche furono di due tipi. Furono di tipo aggressivo e militare, vale a dire tipicamente gli Unni, no? Arrivano con un esercito e le frontiere non riescono a contenerle e tu perdi una guerra, diciamo così, con l'esercito in casa. Ma ce n'erano, diciamo, quelle che forse hanno fatto più danni, no? Dal punto di vista e poi portando a una lunga striscia di guerre e così via, sanate poi con curiose sanatorie e così via, che abbiamo visto che poi non avevano portato particolari risultati. Ci furono anche quelle che anche all'epoca erano camuffate come situazioni umanitarie. I Goti entrarono nell'impero romano non combattendo e sconfiggendo le legioni, entrarono nell'impero romano per un'operazione tipo Mare Nostrum, perché i confini dell'impero erano molto ben definiti dal Danubio, dal Reno. Queste popolazioni erano al di là del Danubio e si sentivano minacciate anche lì da altre popolazioni aggressive, e allora si organizzò una specie di enorme ponte di barche per portarli al di qua dei confini. Non si sa bene cosa fossero gli intenti dell'imperatore dell'epoca, se pensava, come pensano tanti fessi adesso di nostri governanti, di sfruttarli come manodopera per non si sa bene, per rinforzare l'esercito addirittura, per cose, non si sa bene comunque cosa fosse l'idea, no, sottostante di questo imperatore che si chiamava Valente, di lasciare spalancate le frontiere e anzi di portarsi dentro. Ma il risultato fu che queste popolazioni poi, dopo, una volta arrivate,
scoprire una cosa piuttosto banale, che non c'era lavoro. Sembra che si sta parlando di ieri, no? E allora si organizzarono rapidamente e cominciarono a aggredire poi dopo tutte le popolazioni circostanti dell'area che gli era stata assegnata. E venne fuori un casino incredibile. Ci fu una scia di morte e di sangue, con l'impero che venne sconfitto poi dopo dall'esercito dei Goti. E dovette arrivare poi dopo Teodosio per sistemare le cose. Comunque il discorso è molto banale, cioè se io sono uno Stato e devo gestire, se io sono un governo e devo gestire lo Stato, indipendentemente da questi signori qua, cioè proprio il discorso voglio farlo il più avulso possibile da quello successo ieri, perché sappiamo benissimo che le cose a caldo tante volte poi dopo non portano a conclusioni particolarmente brillanti o particolarmente informate, no? Quindi io faccio finta che la strage di ieri non ci sia stata, no? Io semplicemente rilevo che c'è una situazione potenzialmente socialmente pericolosa, perché solo una del PD, come ieri la signora, chiamiamola per nome, Quartapelle, personaggio indicato e per lungo tempo per essere ministro degli esteri italiano del PD, no? Deputata del PD, ieri in televisione costei diceva che il terrorismo islamico non esiste e dice che tanto tutto sommato c'è anche Breivik, e quindi perché c'era un pazzo, no? In Norvegia, se per qualcuno si ricorda quel matto che è andato su un'isola a fare una strage assolutamente incredibile di ragazzi che stavano facendo una specie di ritrovo di scout, ne ha ammazzati, se non mi ricordo male, 77, perché c'è un totale pazzo inumano, no? come questo, che indagando si scoprì che era anche fondamentalista cristiano. Uno allora ignoro la differenza sul fatto che qui invece c'è una struttura politica, economica e internazionale che si propone di fare atti di terrorismo. Cioè siamo indietro anche rispetto ai compagni che sbagliano con le Brigate Rosse, cioè un concetto del genere. Cioè veramente fare il negazionista del fatto che esista il terrorismo islamico, perché è vero che uno dice ma colpevoli sono i terroristi singoli, no? Ma capito, ma se c'è un'organizzazione o più organizzazioni in questo caso che questi terroristi li educa, li arma, li addestra, perché abbiamo visto ieri, le immagini di ieri abbiamo visto e sono immagini di tattica militare. Chiunque abbia mai provato a toccare un'arma sa benissimo che anche soltanto per freddare una persona per terra o cose di questo tipo, non è che lo fai con la massima indifferenza guardando avanti e così via. Qui stiamo parlando di persone che erano abituate, assolutamente addestrate, no? a fare una cosa del genere. E quindi, cioè, ragazzi, peraltro devo dire, stupisce, almeno a me desta qualche perplessità il fatto che un settimanale, una redazione, delle persone come quelle che sono state uccise, che da anni erano segnatamente nel mirino, erano state indicate come obiettivi, siano state oggetto di un'attenzione da parte delle forze di protezione e di sicurezza così maldestra, diciamo, per usare un aggettivo sbagliato, perché dopo 10 minuti di sparatoria ancora non c'era polizia praticamente, e in forze tali da essere sbaragliate subito. No, ma è assolutamente incredibile. Oltretutto che finché si tratta della protezione della singola persona ne possono succedere lì c'era già stata una bomba in quella redazione, hanno buttato una bomba. Quello era un palazzo, insomma, il palazzo di solito anche qui in Italia che ci si dice di tutto, però se c'è un'ambasciata, un luogo sensibile o cose di questo tipo, ci sono dei militari con una camionetta in assetto di difesa, con giubbotti antiproiettile, cose di questo tipo. Io non mi domando veramente, e purtroppo anche queste sono condizioni politiche, cioè il signor Hollande ha fatto una scelta, cioè temendo di dare spazio alla Le Pen,
ha continuato a fare quello che in tanti chiedono, ma sì, ma fa pazienza, a sottovalutare. Si fa il loro gioco, cioè se gli si dà attenzione si fa il loro gioco. Signori, mi dispiace, non è così. E io, ripeto, io personalmente, e in questo caso ovvio che non sto parlando da economista, sto parlando semplicemente da cittadino, io personalmente sono uno dei primi fautori della responsabilità penale personale, cioè io non voglio essere condannato per cose che fanno altri, ma è comprensibile che in situazioni estreme o quantomeno in situazioni in generale che comprendono anche la necessità per la stessa società o per lo stesso gruppo di effettuare azioni di autotutela, ci sia la responsabilità oggettiva. Quello che dico io è che c'è per il calcio, la cosa che mi fa impazzire è che questi stessi soggetti che sono lì, che si stracciano la pelle, le vesti, tipo la signora Boldrini, che dicono ma bisogna stare attenti perché questi sono singoli terroristi e quindi devono essere puniti questi qui, ma poi dopo non ci deve essere nessuna attenzione a non far sì che nessuno islamico buono, mettiamo così, subisca delle conseguenze. Signori, ma questi stessi qua sono gli stessi che poi dopo, quando c'è un petardo in una curva del calcio, chiedono che si sospenda il campionato, che lo stadio venga svuotato, e ottengono, no, che ci sia la curva. Cioè, non dimentichiamo che a Sydney qualche settimana fa, mentre c'erano ancora gli ostaggi tenuti nel caffè, è partita un'iniziativa che è stata poi propagandata, il Ride With You, no? Tu la ricordi, forse l'hai letta? Cioè, in pratica è partita una campagna stampa, una campagna mediatica per incoraggiare i cittadini australiani a stare vicino a un musulmano, viaggiando con lui sui mezzi pubblici, per evitare strumentalizzazioni, generalizzazioni, eccetera, eccetera. Anche quello è indicativo di un modo di pensiero. Come no? Allora, io mi aspetto che se ci fossero, che ne so, supponiamo, io l'esempio che avevo fatto su Twitter ieri era questo, supponiamo che a un certo punto ci siano gli ultras del Como, che nel loro ci saranno, non so, suppongo, anche se ha avuto comunque sono gli ultras del Como che predicano odio e dicono che bisogna andare in giro a ammazzare gli altri tifosi, no, delle altre squadre, no? E che ci sono anche tutti i tifosi per bene del Como, no? Bene, ora capita veramente che alcuni vadano in giro e facciano secchi in modo assolutamente barbaro e brutale i tifosi della Spal, i tifosi della San Benedettese, i tifosi del Genoa, no? E così questo tipo. Ora, sarebbe così incredibile pensare che si vietano aperture di Como Club in giro per l'Italia. Io penso che nessuno si stupirebbe, e i primi a non stupirsene sarebbero i tifosi, quelli diciamo così normali o tranquilli del Como. Quello che manca, e tutto sommato mi sembra di leggere anche nelle parole di Magdi Cristiano che aveva parlato prima, è una reazione molto forte da parte dell'Islam moderato, se c'è, no? Contro queste persone che poi dopo in modo evidente vanno a danneggiare loro in primis, perché se io fossi un islamico moderato, chiamiamolo come vogliamo, oppure che non ho nessuna intenzione di giustificare o di diciamo così, di approvare, no, queste cose, ma ci dovrebbe essere una manifestazione di 10 milioni di persone contro i nostri, quella parte degli islamici che danneggiano l'Italia. Caspita, c'è in Sicilia per la mafia, cioè, non voglio dire, ogni tanto la gente in piazza in Sicilia. 1,5 miliardi di musulmani nel mondo, no? E caspita, con 1,5 miliardi di musulmani, io non so, mi saranno sfuggite, ma io ho enormi manifestazioni di musulmani contro questi atti, no, che danneggiano e che dovrebbero danneggiare in primo luogo loro stessi, perché poi dopo, ripeto, per quei motivi che ho detto, è evidente che ci sono delle attività repressive. Caspita, come dice spesso Salvini, no, dice non è una questione di religione diversa dalla nostra, perché
così come non è nemmeno una questione di religione, perché, ripeto, se quelli a ammazzare la gente invece di essere gli islamici fossero i falconieri, non lo so, ci sarebbe la repressione nei confronti dei falconieri, quindi non è proprio veramente una questione religiosa, è proprio una questione di gruppo, no? Di associazione, chiamiamola così. Io ripeto, non so, mi viene questa distinzione o questo desiderio di essere vicini all'islamico per bene, purtroppo mi sembra debole, proprio perché io non mi risulta di vedere quello che normalmente in situazioni in cui c'è la responsabilità oggettiva, vale a dire in cui io so che poi dopo ne vado di mezzo per il comportamento di qualcun altro, no? Perché questa è la responsabilità oggettiva, normalmente ci sono. Negli stadi, se qualcuno fa buh adesso, sapendo che per cori razzisti si può venire chiuso lo stadio, sono quelli stessi di fianco che gli danno addosso dicendo non farlo scemo, non facciamo scemenze. Nelle aziende, no? Sapendo che l'azienda paga in solido per il comportamento del proprio dipendente, no? Quindi se un dipendente di un'azienda fa una cazzata, fa una cosa contro la legge o similari, lui ne risponde penalmente, no? Per carità, ma anche la società poi dopo diventa condannabile in solido, no? Perché la società controlla. Cioè, non è che tutto deve essere demandato alla polizia, no? Perché devono fare la polizia. No, la società stessa deve essere quella che controlla. In un gruppo chiuso come quello della religione islamica, proprio perché c'è responsabilità oggettiva e quindi l'islamico per bene finisce a essere danneggiato dalle cose così qua, se veramente è per bene, dovrebbe esserci un fortissimo controllo interno per far sì che queste persone vengano isolate, condannate e denunciate. Io questo controllo non lo vedo, per cui mi viene quasi tutto sommato da pensare che ci sia connivenza o sostegno, diciamo così, implicito a queste cose. E chi dice, perché poi viene sempre fuori il complottista, no? Che dice, ma queste robe qua aiutano la Le Pen, no? Cose di questo tipo, quindi come per dire che quasi deve essere mandati la Le Pen, no? Questi signori, perché qualcuno che pensa ste idiozie di sicuro c'è, quando non Salvini, perché prima o poi arriverà qualcuno che dirà che li abbiamo mandati noi, no? Questi qui, perché chissà come mai. Signori, invece quello che vogliono ottenere questi signori, comprese la spettacolarizzazione degli sgozzamenti, no? Con i video e così via, è desiderio di emulazione. Questi vogliono far sì che, sapendo che c'è questa specie di tolleranza o anche forse di latente soddisfazione, no? Cioè di un bel ma tutto sommato se lo meritavano, no? Che tracima ogni tanto in modo vergognoso anche fra chi islamico non è, allora cosa succede? Sapendo che c'è questo humus, allora mi sembra che la cosa più naturale, se io fossi loro, è creare queste specie di figure di eroi, no? Quindi lo sgozzatore, quindi l'attentatore brillante. A proposito del se lo meritavano, il Financial Times, e qui entriamo in un campo che ti è noto, ha scritto ieri che questi giornalisti ammazzati ieri e i disegnatori di Charlie Hebdo erano degli stupidi, perché hanno fatto una scelta editoriale stupida di provocare i musulmani. Detto dal quotidiano della City, fa impressione. Sì, no, veramente, diciamo, inopportuno se vogliamo essere buoni, no? Ma il discorso in questo caso sul se l'era cercata è abbastanza semplice. Ci sono delle persone che se la cercano, mettiamola così, facendo dei comportamenti oggettivamente a rischio in territori lontani dal proprio paese. Per esempio, io sono uno di quelli che magari, ripeto, mi si dicano tutto quello che vuole, ma fra salvare la Sgrena e Calipari, no? Io mi sarei tenuto Calipari, ecco, perché secondo me era un italiano che meritava di molto. Cioè, se io prendo
e vado a fare il fenomeno in territori dove lo Stato ha detto che sono vietati, proibiti, non si deve andare lì perché è una zona pericolosa, io ci vado lo stesso, e qui ci metto anche de minimis, quelli che vanno a fare sci fuori pista e poi dopo provocano la valanga, quando c'era un cartello grosso così che ti dice non devi andare a sciare fuori pista, e poi dopo lì sono il primo a dire ma allora te lo sei cercata e non voglio neanche spendere troppi soldi per andare a salvarti, perché se ho messo un cartello grosso così che ti dice non si deve fare, ma finché, e penso viva Dio che dovrebbe essere possibile, no? Sto esercitando semplicemente un qualsiasi diritto di cittadinanza, che è quello di libertà di espressione e di dire quello che voglio. Beh, mi spiace, ma non me la sono cercata per niente. Cioè, quindi Financial Times non hai capito un cazzo, scusami, perché se io sto facendo una cosa che è consentita dalle leggi del mio paese, poi dopo vogliamo dire che diventa proibita la satira o cose di questo tipo, benissimo. Allora, se diciamo che se la maggioranza della popolazione si vota delle leggi che saranno per cambiare la Costituzione, perché bisogna cambiare la Costituzione, e dire che la libertà di espressione non c'è più, benissimo, allora uno innanzitutto si prenderà le proprie responsabilità, e poi dopo allora va bene, c'è una legge che dice che non c'è più la libertà di espressione, a quel punto lì tu poi prenderai il nome che vuoi, patriota, partigiano o cose di questo tipo, sei responsabile delle tue azioni in contrasto a questa legge. Ma finché queste persone non avevano sinceramente nessun comportamento contrario alla legge ma facevano quello che è un loro diritto che dovrebbe essere costituzionalmente sacrosanto, uno che dice che se la sono cercata è un coglione. Io non sono complottista, non mi piacciono i retro pensieri eccetera, però c'è qualcosa di strano nell'atteggiamento di moltissime delle elite dirigenti degli stati europei nei confronti della questione Islam, perché è inutile girarci intorno, noi non stiamo parlando di confronti tra culture, stiamo parlando di realtà che confliggono, perché ci ha spiegato bene prima Magdi Cristiano Allam, e lo sappiamo, adesso lo vediamo, credo che la cronaca ce lo suggerisce e ce lo ha suggerito in tutti i modi, che non è una questione di punti di vista, di valori che possono essere comparati e che possono entrare in dialogo. Ci sono delle questioni che sono assolutamente inconciliabili. Per esempio, la parola Islam significa sottomissione. Oggi io sono d'accordo, adesso stiamo parlando liberamente tra di noi, però sono d'accordo con quanto dice per esempio Edward Luttwak, il politologo americano, in un'intervista a Italia Oggi, dice ma il punto non è tanto il dialogo, è inutile perdersi in chiacchiere con gente anche intellettuali, reputati raffinati come Tariq Ramadan, no? Che in Francia molti conoscono, giusto appunto, perché è uno degli intellettuali musulmani a parole più aperti al dialogo, al confronto, alla integrazione con la Francia e via dicendo. Quindi è inutile perdersi in chiacchiere, perché l'Islam è irriformabile, punto. E dice, e i musulmani, gli immigrati, francesi, tedeschi, belgi, olandesi, che si sono integrati in quei paesi, sono semplicemente quelli che hanno voltato le spalle alla religione musulmana, hanno chiuso, perché hanno capito che è non riformabile. È una religione che significa sottomissione e sottomettere gli altri. Quindi questo non è una questione, diciamo, credo difficile da capire, però le elite che governano i processi economici e i processi politici, Financial Times lo prendo come esempio, no? Perché stiamo parlando della City londinese, del tempio finanziario, di uno dei cosiddetti poteri straforti di questa Europa, e dall'altra parte le classi dirigenti, alla Hollande ma anche a tanti altri, perché proprio ieri, no, abbiamo documentato qui alla radio di come sindaci di destra e sindaci di sinistra in Francia abbiano agito in maniera assolutamente uguale rispetto per esempio alla diffusione delle moschee. Sorge una moschea a settimana nuova in Francia, autorizzata da sindaci del Partito Socialista o del centrodestra, dell'UMP, indifferentemente. Allora, c'è qualcosa che io non comprendo nell'atteggiamento delle elite che governano i processi politici ed economici nei confronti di una questione che andrebbe ridotta ai suoi minimi termini, quelli più semplici, diciamo, no? Perché c'è così difficoltà a prendere atto di una cosa semplice, anche quando quello che ti sta di fronte dice io voglio venire a casa tua, mettere la mia bandiera sulla tua testa, sulla tua casa,
e lo dicono apertamente, portare il terrore nelle case. E a me questa cosa mi ha colpito, perché ieri sono entrati in una casa, in un appartamento privato, in un palazzo, no? Allora, te lo dicono chiaro, è tutto estremamente chiaro, perfino a partire dal termine sottomissione, e tu invece devi venire al popolo a dire che è tutto il contrario. Questa cosa non la capisco io, non è dietrologia questa, è il motivo per cui le classi dirigenti si comportano così, non lo comprendo. Te ne hai un'opinione, anche se c'è la pubblicità, adesso la mandiamo subito così siamo liberi fino alle 12. Quando vuoi Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Entra anche tu nel movimento Giovani Padani. Visita il sito www.giovanipadani.com. Allora, rieccoci in onda con noi Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord. Oggi stiamo parlando naturalmente anche di altre cose sulla scorta di quello che ci ha colpito tutti, e quella domanda lì io me la pongo, Claudio, tu come ti rispondi? Perché oggettivamente i comportamenti delle elite sono questi e oggettivamente la realtà è un'altra. Poi c'è tutto in mezzo, il mondo, diciamo, che serve a formare le opinioni pubbliche, a distorcerle, a creare in loro idee che non sono corrispondenti alla semplice realtà, no? Quindi facendole anche sentire in colpa, perché poi si utilizzano gli argomenti, diciamo, moralistici, religiosi e via dicendo, se tu la pensi così non sei corretto, non sei buono, non sei giusto, non sei all'avanguardia, non sei di sinistra, non sei intelligente, non sei intellettuale, sei un cretino, sei un bifolco. Allora, tu come te la spieghi? No, cioè anche questo è una cosa che storicamente c'è sempre stata, cioè, vale a dire, di fronte a un fenomeno aggressivo, no? C'è sempre qualche fesso, governante o cose così tipo, che pensa di poterselo ingraziare, governare, no? Questo andava bene anche per il nazismo, cioè vale a dire, prima che le cose diventassero incontrollabili, no? Monaco. Mettiamola così, ma sì, cioè, mettiamoci d'accordo, ma sì, va bene, hanno invaso l'Austria, però tutto sommato erano confinanti, ma sì, va bene, si sono presi la Polonia, però tanto la Polonia chi cazzo se ne frega, no? E così via, e quindi morire per Danzig. Ma sì, cioè nel senso, è costantemente stata un atteggiamento di quella parte, diciamo così, sinistra / pavida, no? Di pensare che contro una cosa che è intollerabile si potesse attuare la strategia del dialogo, e così via. Purtroppo, perché io penso di essere la persona più lontana possibile da un belligerante o cose di questo tipo, ma il dialogo, con chi il dialogo in tutta evidenza non lo vuole, non è molto utile. Cioè, se io ho uno in un vicolo che mi aspetta per picchiarmi e prendermi l'orologio e la catenina, non è che ottengo qualcosa dialogando. E qui paradossalmente una delle, diciamo, secondo me, ripeto, poi non sono un sociologo, così, ma una delle risposte
a questa, diciamo così, a questo sistema, è quello che propagandiamo noi, vale a dire tornare un po' indietro, che è una cosa che qualcuno non gradisce, ma in realtà è un andare avanti verso una società più nostra, vale a dire mettere qualche limite in più a questo totale melting pot, giro. Su questo, Claudio, su questo. Ieri in prima pagina, hai visto anche tu sul Corriere della Sera, c'era un articolo che diceva, il romanzo di Houellebecq, che poi è uscito proprio ieri, tra l'altro, con il titolo che è la traduzione della parola Islam, Sottomissione. Sì. Il romanzo di Houellebecq è un romanzo che dice abbiamo perso la civiltà dei lumi, l'illuminismo, che è proprio nato in Francia, no? E l'autore dell'articolo, che se non sbaglio era il direttore editoriale della Mondadori, Ferrari, dice ma il problema è che noi abbiamo perso i lumi, ma l'Islam non ce li ha mai avuti, no? Allora, io dico una cosa, se uno dice noi abbiamo perso la civiltà dei lumi, l'illuminismo, ma l'Islam non ce l'ha mai avuta, adesso mi ricollego al discorso che facevi tu. Non è saggio, credo, a far aumentare il numero delle persone che non hanno mai goduto della civiltà dei lumi in una civiltà che è figlia della civiltà dei lumi, cioè che ha fatto, in teoria avrebbe dovuto fare, dei passi ulteriori in avanti sulla strada della libertà. Quindi a un certo momento entra in ballo anche un altro argomento che piace molto poco agli intellettuali, a quelli che pensano giusto, eccetera, cioè il numero. Perché finché i numeri delle persone con te inconciliabili sono pochi, sono ridotti, il fenomeno, diciamo, è controllabile. Quando i numeri cominciano ad essere elevati, il fenomeno si fa pericoloso. E la Francia, casualmente, dal punto di vista dei numeri, è il paese che ha il maggior numero di musulmani in Europa. No, ma è quello che dico, cioè vale a dire, se noi facciamo un mini passo indietro per tornare un paese libero di decidere, no? Libero di decidere, perché non dimentichiamo che buona parte di queste politiche di frontiere aperte, di Schengen e cose di questo tipo dipendono appunto da accordi europei. Poi uno ti potrebbe dire, ma questi sono cittadini nati in Francia, sì, francesi, certo. E nessuno può impedire, per esempio a me o a te adesso di farsi musulmano. Se io decido di convertirmi, di farmi musulmano, essendo nato lombardo, milanese, italiano, eccetera, posso farlo. Quindi questi sono cittadini francesi. Certo, ma è quello che si diceva prima, vale a dire, noi, avendo il nemico ormai in casa, no? Solito discorso, cioè vale a dire, ho un'infezione al dito, no? Ah vabbè, allora, dato che c'è l'infezione al dito, quindi no, procedo a infilarmi ferri arrugginiti, no, nel resto del corpo, perché tanto quello ormai c'è. Cioè, se non controlliamo questi, a quel punto uno dice, cosa me ne porta in più? Cioè, io devo essere libero di poter fare delle politiche nel mio interesse, cioè nel mio interesse dello Stato, e a un certo punto non mi porta nessun beneficio in questo momento la politica delle frontiere spalancate. Ora, io stavo riguardando un po' di numeri ieri discutendo, no? Allora, nel 2010, quando c'era quel ministro degli interni cattivissimo, brutto, che si chiamava Maroni, il totale degli sbarchi in Italia è stato di poco più di 4.000, cioè per tutto il 2010. Adesso si veleggia serenamente verso il 200.000. Ora, poi c'è dice, ma tanto la Bossi-Fini è sempre in vigore. Sì, ho capito, però evidentemente c'è stato qualche messaggio sbagliato. E insieme nei messaggi sbagliati, vale a dire nell'andare a ficcare il naso dove non dobbiamo, magari l'idea di essere andati a ficcare il naso in Libia non è stata una fenomenata. Cioè, idee che noi abbiamo subito, perché poi dopo non dimentichiamo che quello che uno fa poi dopo ha delle conseguenze. Si diceva che la primavera islamica erano meravigliose, ci hanno venduto questa stronzata, che questi erano i giovani, bravi, simpatici, no? Mentre invece quelli di prima erano i dittatori, brutti, cattivi, no? E così via.
Ma quanto tempo passa prima che vi rendete conto che veramente è sistematica la disinformazione, no? che fanno? Lì c'erano degli interessi piuttosto precisi, economici, tale per cui il dittatore, quello antipatico, stupido e folcloristico anche per certe cose, no? Non era comodo a molti, e quindi si è ben pensato di levarlo dalle palle, pensando di controllare, no? Poi dopo quello che sarebbe venuto dopo. Uno deve, cioè, sulla schiena di Sarkozy il disastro della Libia pesa a caratteri di fuoco, e che non pensi costui poi dopo di ritornare poi dopo perché pare che si voglia ricandidare, che possa essere considerato amico dell'Italia. Questo è stato un criminale, Sarkozy, per come ha agito, no? Con la spalla ovviamente, volontario o meno, non lo so, ma di solito sempre piuttosto volontaria degli americani. La cosa in Libia è stato un disastro. È stato un disastro, e poi dopo noi abbiamo dovuto partecipare a torto collo, no? Perché quello che avremmo dovuto fare noi dal nostro punto di vista sarebbe stato combattere a fianco di Gheddafi, immaginate un po', no? Se avessimo dovuto guardare il nostro interesse nazionale, e ovviamente non si poteva fare perché siamo dentro in un'alleanza, la NATO, cioè cosa facciamo? Cioè ci mettiamo a combattere contro gli americani e i francesi in Libia a favore di Gheddafi? Siamo stati tirati dentro nostro malgrado. Ma ci sono delle responsabilità, perché se veramente quelle primavere arabe così erano tutta una figata dal punto di vista della democrazia, della libertà e così via, a quel punto dovremmo avere l'immigrazione al contrario, no? Cioè gente che va là perché adesso è diventato un giardino dove scorrono il miele e il latte dalle fontane. Invece, guarda caso, prima ne sono arrivati 4.000 dalla Libia nel 2010, dopo le loro fenomenate adesso sono 200.000. Vediamo un po'. Cioè, ci sono delle conseguenze nelle azioni di governo che uno fa. Non si può pensare che si fanno delle cose, oltretutto di portata molto ampia, anche solo dal punto di vista segnaletico, e poi dopo non succedono delle conseguenze. Immaginiamo l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Il Fesso dice, ma ne hanno arrestati 2, ma non era inefficace, così questo tipo. Allora, innanzitutto, se una legge è inefficace ti devi preoccupare di renderla efficace, no? O di farla applicare, no? Non di abolirla o così. Ma l'immagine che viene all'estero è nient'altro di un venite che qui è territorio libero. Se io faccio questo mix incredibile di abolizione del reato di immigrazione clandestina e di un comodo servizio traghetti, che non appena uno si trova in giro nel Mediterraneo, anche a 2 passi da altri paesi dell'Unione Europea, perché solo settimana scorsa siamo andati a pescare una nave che era lì a 3 chilometri dalla Grecia, no? Non si sa perché l'abbiamo portata. A proposito di Unione Europea, cosa cambia fra Mare Nostrum e Triton? Nulla, certo che non cambia nulla, ovviamente. E il risultato che cos'è? Il combinato disposto di immagine che diamo, cioè seguiamo quello che ci controllava là le frontiere, vale a dire Gheddafi mettendo in mano a terroristi o gente che non si sa da chi cazzo è, la nostra sponda sud, no? Diciamo così. Aboliamo il reato di immigrazione clandestina e in più organizziamo un servizio di scafismo. Arrivano, è una cosa incredibile, ma strano, ma non capisco come mai arrivino, ma guarda. E poi dopo ci troviamo con situazioni che al momento, per adesso, sono ancora incredibilmente controllabili, ma la volta che tutti questi qui arrivati qua in Italia, poi dopo, penseranno di seguire questi esempi, perché non me la toglie nessuno l'idea che chi organizza, chi arma questi soggetti, che è ovvio che questi non arrivano con i barconi, questi qui sono, ma vuol scatenare un'idea di emulazione, vuol far capire, secondo me, a tutti quelli che sono arrivati qui che siamo deboli, che siamo fragili, che basta un fucile per farci fuori. Il messaggio è stato chiaro, no? Ieri a Parigi è stato chiarissimo: io posso entrare a casa del mio nemico e farlo fuori. È quello che sta venendo detto, e quindi tu immagina, no? Io ho un'ondata di disperati che stanno qua
nel territorio italiano e europeo, senza lavoro, senza niente da fare, che vede che noi siamo, virgolette, ricchi, perché noi abbiamo le nostre case, cose così, ma che cosa potrà mai venire in testa a un disperato quando viene messo davanti a questi esempi e viene messo davanti a diciamo così, situazioni che oltretutto ammanta di significato religioso, no? Cioè, vuol dire, fai così, oltretutto non solo avrai dei benefici tu, ma sarai, cioè, io ogni tanto mi è capitato di vedere in televisione qualche documentario, diciamo così, di propaganda realizzato dagli estremisti islamici, no? Che non esistono, ma stranamente, non esistendo, realizzano dei documentari o dei filmati di propaganda che neanche, ripeto, qualsiasi tipo di comunicato delle Brigate Rosse, no, poteva pensare di assomigliarci. Se una cosa non esiste, non fa filmati di propaganda. No, hanno un centro stampa addirittura. E invece ogni tanto ci sono i filmati di propaganda che fanno vedere, in modo assolutamente discutibile dal mio punto di vista, perché dovrebbero essere censurati per quanto possibile, perché, ripeto, non siamo in guerra con gli islamici in generale, ma con i terroristi sì, e se io vedo un filmato fatto da un terrorista sto praticamente diffondendo quello che lui vuole che si veda, dove si fa vedere proprio con che facilità si prende il fucile, si va in giro, si ammazza la gente, si puniscono quelli che non piacciono, con l'immagine di quelli che fanno queste cose come rappresentati come forti, eroici, no? Signori, non va bene. Non va bene, perché poi sarà troppo tardi. Non si può sempre andare di reazione. Non si può sempre andare di reazione alle cose. Bisogna pensare che le nostre azioni hanno conseguenze. Quindi, se tornando un po' indietro e tornando un po' padroni a casa nostra, no, noi saremmo liberi di far capire che non c'è un territorio di accoglienza per queste persone. Ci andranno di mezzo gli islamici moderati, positivi. Pazienza! Quando c'è l'esempio, ogni tanto, ieri avevo fatto l'esempio alimentare, cioè quando per caso gli stessi fenomeni dell'Unione Europea trovano una mozzarella variata, dopo 2 secondi tutte le mozzarelle non arrivano più dall'Italia, perché se no non va bene. Aspettano solo quello. Basta che ci sia un caso di mucca pazza, così, stoppa l'importazione di tutte le bistecche, no? E così via. Ci vanno di mezzo altri che non hanno nessun problema o che fanno il loro prodotto bene. Pazienza, che occupatevi un po' voi, no, di gestire le cose in modo tale che non si sbagli. Ecco, ripeto, mi spiace, ma pazienza, ma chi se ne frega, cioè nel senso... Il mondo, l'universo fuori è grandissimo, io devo essere totalmente libero di poter scegliere chi viene a casa mia. Quindi tutto questo buonismo e così via, ma che cazzo, da dove viene? Se io poi dopo sarò io responsabile, no, dei miei atti, ma finché non so decidere, non posso decidere, perché la politica economica non ce l'ho, la moneta non ce l'ho, le decisioni sulle frontiere le prendono da un'altra parte. Cosa mi serve il governo? Il governo in questo momento in Italia serve solo ed esclusivamente a fare l'esattore per conto terzi, e quindi man mano si fa il casting per chi è più bravo a fare l'esattore, no? Conto terzi. E non me lo toglie nessuno che questa politica delle porte aperte è totalmente mirata ad abbassare il costo del lavoro. Quindi in realtà la ragione sotto, no, di dire ma facciamoli entrare tutti. Secondo te c'è una ragione economica alla base? Sono convinto che ci sia una ragione economica. Cioè, da una parte c'è la stupidità di chi è convinto di saperle governare queste cose, o quantomeno che quando queste cose diventeranno ingovernabili tanto lui ormai sarà lontano e ricco, no? Quindi chi pensa a queste cose. Dall'altra parte, quello è l'esercito di riserva di manodopera di marxiana memoria, dove in una maniera o nell'altra dice: io mi sono venduto l'anima alla competitività a tutti i costi e non voglio neanche pensare di raggiungerla con cambi flessibili o similari. Benissimo, dobbiamo comprimere il costo del lavoro. Cosa maniera migliore di comprimere il costo di qualcosa aumentandone l'offerta?
È la stessa roba del petrolio, cioè se io trovo dell'altro petrolio con i sistemi del fracking o cose di questo tipo, pur fregandomi di quello che potrebbero essere i danni dell'ambiente o cose di questo tipo, ottengo come risultato che faccio scendere il prezzo del petrolio. Voglio abbassare il costo della manodopera, ne faccio arrivare dell'altra. A iosa, disposta a tutto, no? Ecco, benissimo. Questo sistema, no? Così come è congegnato, su questo sistema noi non abbiamo nessun controllo, è deciso da altrove, da persone che ci vogliono solo consumatori e che hanno un'ottica di brevissimo termine. Cioè, quello che ogni tanto dico è che gli americani spesso e volentieri hanno dei difetti clamorosi e sono anche loro dal lato dello sfruttamento diciamo dei territori da loro controllati o conquistati, ma con l'ottica di quello che munge la mucca e tose la pecora. Il tedesco o in generale chi ha quel tipo, o l'europeo ormai, diciamo così, ha l'ottica di quello che invece la pecora o la mucca non la vuole né tosare né mungere, ma macellare, no? In modo tale da ottenere il massimo risultato possibile economico in breve tempo, e chi se ne frega di quello che succede dopo. Per cui la nostra economia in questo momento è vista semplicemente come un tocco di carne che deve essere sbrindellato il più possibile, e chi se ne frega delle conseguenze sociali, delle conseguenze economiche a lungo termine, delle possibili rischi futuri di guerra, di rivolte interne, di distruzione dello Stato sociale così come lo conosciamo. Per questo che dico che bisogna essere veloci nel mettere una fine a questa cosa. E signori, ieri per il PD, per commentare questi fatti, avevamo una signora Quartapelle, ripeto, PD, Quartapelle, renziana, scelta o possibile scelta come ministro degli esteri, che poi dopo è arrivato Gentiloni, no? Che uno dice, già uno rideva l'idea di un Gentiloni, no? come ministro degli esteri, no? Poi dopo vedeva cos'era l'alternativa e dice meno male che ci hanno dato questo, che è semplicemente poco sveglio. Dall'altra parte avevamo Ciauchi, cioè i rappresentanti del nostro partito di governo e maggioranza, no? Una volta successi questi fatti manda a commentare una negazionista che dice che non esiste l'estremismo islamico, e un Ciauchi che sappiamo benissimo tutti, perché tutti quelli che seguono questa radio hanno spesso visto per dibattiti e cose di questo tipo, benissimo, cioè significa che comandano loro, che sia chiaro nella vostra testa, comandano loro, non è un dibattito in cui c'è Salvini e Ciauchi che portano due idee contrapposte e poi dopo. No, in questo momento al governo c'è Ciauchi. Non vi passa l'idea? Tutti quei vostri amici che hanno votato PD per gli 80 euro sappiano che hanno messo al governo la Quartapelle, Ciauchi e cose di questo tipo. Vi va bene? Vi va sempre bene? Contenti voi, contenti tutti. Ma basta che si sappia che non sono questioni di 80 euro, ma che le scelte e quello che viene fatto dal punto di vista sociale e economico ha conseguenze. Poi dopo le cose diventano troppo tardi per gestirle. Allora, aggiornamento breve, per quello che è possibile sapere adesso in questo momento. I due killer di Parigi sono ancora in fuga, non sono ancora stati presi, ed è successo stamane un altro fatto, un'altra sparatoria a sud di Parigi, a Montrouge, non lontano dalla porta di Châtillon. La vigilessa di cui abbiamo parlato prima nel frattempo purtroppo è morta, è deceduta, un altro vigile è gravemente ferito. I due vigili stavano intervenendo sul luogo di un incidente e a un certo punto un uomo è comparso estraendo un fucile d'assalto, come se fosse ormai normale andare in giro con i fucili d'assalto, e poi ha sparato. Al momento non emergono legami con l'assalto a Charlie Hebdo, al settimanale, però non sono nemmeno esclusi. Il ministro dell'interno francese Cazeneuve è andato sul posto, a Montrouge è stato eretto il dispositivo di sicurezza con i blindati e le teste di cuoio eccetera. È stato arrestato un uomo 52enne di origine africana già noto alle forze dell'ordine, ma dopo i primi accertamenti
il ministro dell'interno, il primo ministro, il premier francese Valls e la polizia hanno smentito che abbia legami con la sparatoria, però non si è ancora capito se questo sia una smentita definitiva oppure no. E nel frattempo il 18enne Hamid Murad, che sarebbe stato il terzo uomo del comando di ieri al settimanale Charlie Hebdo, avrebbe un alibi, era a scuola. Insomma, a me pare, anche mettendo insieme cose che sono tutte da verificare, che le indagini stiano andando in una maniera disastrosa. Mi sembra penoso l'atteggiamento del governo francese. Cioè, pure qua noi che, ripeto, che abbiamo i nostri ampi difetti, ecco, credo che a seguito di una reazione di questo tipo, quindi con fatti che continuano ad accadere, no? Perché uno potrebbe dire che magari ci sono le indagini sapientemente portate e che in realtà poi porteranno a questi grandi risultati. Cioè, succedono ancora altre cose e nessuno prende, non riescono a beccare uno. Per me veramente è una cosa assolutamente incredibile, ma ripeto, la conseguenza è relativa, cioè l'ex ante che non deve essere fatto, cioè mi sembra impossibile che, non so, ripeto, noi magari siamo strani dall'altra maniera, però se ci sono delle elezioni come quelle europee dove il partito di governo porta a casa il 15%, come è successo nel caso del partito di Hollande, qua da noi non si sarebbe potuto assolutamente rimanere al governo. Si prendeva e si va a casa, dice evidentemente, forse in questo momento i cittadini la pensano in maniera troppo diversa, insomma, rispetto a quello che è. E poi dopo anche i ministri, ripeto, ogni tanto quando si vuol fare un po' di autorazzismo, no? Si viene fuori dicendo che ecco, qui da noi c'è qualcuno indagato, mentre invece che rimane al suo posto, mentre invece indagato, ricordiamo, mentre invece dalle altre parti ci si dimette per la tesi di laurea copiata piuttosto per cose di questo tipo. Ecco, ma cazzo, però io qui non vedo gente che si dimette per delle cose che sono un pochettino più gravi, no? Di un'indagine che, ripeto, potrebbe portare a nulla, o della tesi copiata. Cioè, qui abbiamo un primo ministro che veramente rimarrà nella storia dei cazzoni di questo tempo, no? Perché Hollande, ma non dimentichiamo le altre, ma vi ricordate la tassa del 75%, no? Cioè quella famosa genialata con cui gli 80 euro di Hollande, no? Cioè gli 80 euro di Renzi, versione francese, era questa fenomenata di far pagare i ricchi, no? Non far pagare i criminali, i delinquenti, no, facciamo pagare i ricchi, perché il nemico della Francia sembrava che fosse quello che dichiarava, ricordiamo, tanti soldi. Allora bisognava mettergli una tassa del 75%. Preso, ritirata, applicata, fatto danni, con l'inizio di quest'anno tutti zitti perché non l'hanno detto, ritirata perché si è visto che faceva danni. Questo qui ha fatto solo danni, questo scemo qua. Il suo predecessore, purtroppo, abbiamo visto che cos'altro ne ha fatti, vale a dire quello scemo di Sarkozy che è stato uno dei papà della crisi greca, perché ricordiamo che il casino in Europa viene fuori grazie alla decisione congiunta di Sarkozy-Merkel di far fallire la Grecia. Quindi la Francia purtroppo ha avuto in dono dalla Befana, ha avuto in dono 2 sacchi di carbone, uno prima e uno dopo, e non si sa chi dei due è peggio. E poi dopo ci si stupisce del perché la Marine Le Pen sia di maggioranza relativa. Ma mi metto io veramente a insultare qualsiasi francese se non gli danno il 104% alle prossime elezioni alla Marine Le Pen. Claudio, 2 pazzi come questi non si sono mai visti. Ci dobbiamo salutare, brevissimo. L'ANSA dice che i 2 killer di ieri sono stati individuati, localizzati dalla polizia nei pressi di una città della Picardia, 85 km a nord-est di Parigi, su un'auto con targa nascosta sulla strada nazionale RN2, in viaggio in direzione di nuovo di Parigi verso la città, e avevano delle armi. Non so cosa dire. Noi ci salutiamo, la nostra conversazione settimanale come al solito giovedì prossimo. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Grazie a voi. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura italiana e risparmi oltre il 40%. Da oggi finocchi a